Radio 3 Scienza. Dieci secondi alle 11.31. Buongiorno da Marco Motta, bentornati all'ascolto di Radio 3 Scienze in questo martedì 13 dicembre. Sono molto enfatiche le espressioni utilizzate in queste ultime ore per descrivere il risultato che sarebbe stato raggiunto negli Stati Uniti sulla fusione nucleare. C'è chi parla addirittura di santo graal dell'energia. Forse si sta un po' esagerando, probabilmente per effetto del nuovo scenario globale che si è venuto a creare sulle risorse energetiche, la pressione della politica nella corsa a nuove fonti energetiche sicure e sostenibili. Vedremo però tra poco se davvero all'orizzonte stiamo già vedendo qualcosa del genere, oppure stiamo parlando soprattutto di un risultato scientifico importante che però va messo in prospettiva. Prima di tutto però ricordiamo che appunto stiamo parlando di fusione nucleare, che tutto è partito ieri da un articolo del Financial Times che riportava indiscrezioni sull'annuncio di un importante risultato raggiunto al National Ignition Facility del Lawrence Livermore Laboratory in California. Scusate la sequenza di termini inglesi, ma questa a noi piace essere dare le indicazioni precise, quindi aggiungiamo anche che siamo nelle vicinanze della Bay Area, quindi vicino a San Francisco, sulle colline alle spalle di Oakland. Oggi alle 16 ore italiana è attesa la conferenza stampa del segretario all'energia del governo degli Stati Uniti Jennifer Granholm insieme al sottosegretario per la sicurezza nucleare nazionale Jill Roby, e questo già ci dà l'indicazione di quanta rilevanza politica viene dato a questo risultato. Diamo subito però il buongiorno a chi ne sa molto più di noi, cioè Leonida Gizzi. Buongiorno. Buongiorno a lei e agli ascoltatori. Grazie davvero per essere con noi oggi a Radio 3 Scienza. Leonida Gizzi è dirigente di ricerca responsabile della sede di Pisa dell'Istituto Nazionale di Ottica del CNR. 335 5634 296 se ci volete scrivere, partecipare a questa nostra diretta. Allora, naturalmente Leonida Gizzi, dobbiamo aspettare la conferenza stampa di oggi pomeriggio per conoscere i dettagli tecnici, ma stando alle indiscrezioni circolate finora si sarebbe ottenuto per la prima volta un cosiddetto guadagno netto di energia, quindi diciamo detta in soldoni, più energia ottenuta da questa reazione di fusione nucleare di quella immessa per produrla. Ora, questo è un aspetto che dobbiamo capire molto bene, ci affidiamo a lei, facendo però prima una piccola premessa per capire il contesto di cui stiamo parlando. Abbiamo detto siamo alla National Ignition Facility, ignition può essere tradotto in italiano con accensione. Stiamo parlando di una struttura che vede l'impiego di 192 laser, se non vado errato. Che cosa fanno questi laser? Sì, questi fasci laser servono a comprimere la pallina di plastica, una pallina di dimensioni millimetriche che contiene il combustibile nucleare. Nello specifico contiene una miscela di due gas, deuterio e trizio, che sono isotopi di un gas molto comune che è l'idrogeno. Quindi sono gas, in particolare il deuterio è disponibile in natura, il trizio in realtà non è disponibile direttamente in natura ma si ottiene dal litio. E questi fasci laser irraggiano questa pallina, lo strato esterno della pallina esplode e quello interno viene compresso come in un razzo. C'è una parte che esce verso l'esterno e una parte che viene lanciata verso l'interno. Questa pallina viene compressa e raggiunge le condizioni di densità e temperatura tali da innescare la fusione nucleare, che sostanzialmente consiste nel far avvicinare questi nuclei degli atomi di deuterio e trizio abbastanza da sentire l'attrazione nucleare forte e quindi fondersi e produrre energia. Quindi ricordiamo, Leonida, benissimo, ce l'ha descritto molto, molto bene, questo anche per ricordare che stiamo parlando di una cosa diversa rispetto alle reazioni di fissione nucleare, che sono quelle diciamo delle prime bombe nucleari di cui abbiamo parlato tra l'altro proprio pochi giorni fa in occasione dell'anniversario del 2 dicembre dell'accensione della pila atomica di Fermi a Chicago, che era appunto la prima reazione a catena di fissione nucleare, e anche poi del nucleo
nucleare civile che abbiamo sviluppato fino ad oggi, che appunto sono reazioni di fissione. Ora invece nel caso della fusione stiamo state lavorando, insomma, voi ricercatori comunità scientifica da decenni sul riuscire ad ottenere appunto energia, produrre energia con questa reazione di fusione. Perché è così difficile? Perché ci vuole veramente parecchio tempo. Adesso cercheremo di capire anche i dettagli, i diversi approcci, però perché è così complicato? Allora, nel caso particolare della fusione inerziale la difficoltà sta nel riuscire a mantenere la simmetria sferica, quindi riuscire a fare una compressione uniforme fino a raggiungere una dimensione molto piccola nella quale la densità e la temperatura sono quelle necessarie, perché alla fine la fusione funziona solo se la temperatura è molto alta e gli atomi i nuclei sono molto vicini tra loro. Questa condizione viene ostacolata da un certo numero di processi che noi chiamiamo instabilità, che fanno sì che alla fine questa compressione non sia uniforme e durante il processo di compressione l'asperezza si deformi e quindi non arrivi a quelle condizioni. Quello che si cerca di fare è di mantenere questa compressione il più uniforme possibile, ed è quello che i ricercatori del laboratorio NIF sono riusciti ad ottenere già da qualche anno e che ultimamente con questo risultato che immaginiamo si annunceranno oggi dimostrano di aver raggiunto il punto ottimale di compressione. Ecco, forse è utile ricordarlo appunto per mettere in prospettiva anche questa notizia che verosimilmente oggi, questo annuncio che sarà fatto oggi pomeriggio, che proprio poco più di un anno fa, proprio con Leonida Gizzi, parlammo di un risultato parziale ma già significativo, che era stato il raggiungimento del 70% diciamo di produzione di energia, del 70% di quella appunto immessa. Però c'è un aspetto che vorremmo capire, tra poco daremo anche spazio ai tanti messaggi che stanno arrivando al 335 5634 296. Leonida Gizzi, cerchiamo di capire bene questo aspetto del bilancio energetico, cioè si parla di guadagno netto di energia. Questo significa che effettivamente i ricercatori al Livermore Laboratory sono riusciti a produrre più energia di tutta quella immessa in questa incredibile struttura che lei ci ha descritto, con i 192 fasci laser che puntano tutti, convergono tutti su questa pallina? Allora no, qui dobbiamo fare chiarezza. L'aspetto chiave per la dimostrazione di principio è che la sferetta, quindi il plasma che si crea, questo stato della materia nel quale la materia poi viene trasformata, assorbe una certa quantità di energia e ne emette un'altra. Quello che è stato dimostrato è che l'energia emessa è maggiore di quella che il sistema ha assorbito. Ben diverso è l'energia totale di cui noi dobbiamo disporre per alimentare l'impianto laser e per portare questa energia sulla sfera. Dal punto di vista concettuale però è fondamentale che io stia in grado di dimostrare una amplificazione di energia, se così possiamo dire, per cui in una scatola immetto una certa quantità di energia e ne estraggo più di quella che io ho ottenuto. L'aspetto quantitativo è relativamente importante, perché io poi posso creare ottimizzare ulteriormente e aumentare il guadagno, e in teoria si può arrivare a un guadagno molto molto maggiore di quello che è stato visto, per cui i ricercatori pensano che si riesca ad arrivare al punto tale da includere tutta l'energia sfruttata e ad avere un guadagno rispetto a tutta l'energia sfruttata, incluso quella che serve per alimentare il laser. Ecco, direi che lei, Leonida Gizzi, ha usato un'espressione molto importante che dobbiamo tenere a mente. Ha usato, se non sbaglio, l'espressione prova di principio, la traduzione del proof of principle inglese. Sì, esatto. E questo per dare l'idea che siamo di fronte a questo risultato, cioè hanno dimostrato, insomma, i ricercatori al Livermore Laboratory in California, che dal punto di vista scientifico è una cosa fattibile, cioè che appunto è una via. Non era mai successa prima, esatto. Non era mai successa prima, cioè questo guadagno di energia rispetto all'energia immessa non era mai stato ottenuto, era stato ipotizzato, era stato previsto, ma non era mai stato realizzato in laboratorio. Quindi questo è il grande risultato che noi ci aspettiamo annuncino oggi.
Ecco, e questo direi che è già una risposta ad alcune domande che stanno arrivando, che chiedono: ma non si era già ottenuto in passato? No, questo tipo di di risultato non era ancora stato ottenuto, e da un punto di vista di ricerca appunto sulla fusione nucleare è sicuramente un passo avanti importante. Da qui a parlare di reazione sostenuta nel tempo, e soprattutto la prospettiva dello sviluppo industriale, credo, Leonida Gizzi, che possiamo dire che è una cosa di lungo periodo. C'è chi, come Luciano per esempio da Reggio Emilia, dice: sembra un annuncio da bandierina piantata per primi per richiamare finanziamenti e notorietà. Che ne pensate? Leonida Gizzi, c'è una pressione in qualche maniera della politica, una competizione, perché adesso lo ricorderemo tra poco, l'approccio alternativo a questo, che è la fusione appunto cosiddetta confinamento inerziale, l'approccio invece usato dal grande consorzio internazionale dove anche gli Stati Uniti sono coinvolti, la fusione a confinamento magnetico del progetto ITER, che per anni sono andati avanti un po' nel, fra virgolette, disinteresse generale. Adesso concentrano moltissima attenzione, anche i privati si stanno cimentando nel finanziamento di progetti di questo tipo. E allora quanto pesa questa componente anche in questo annuncio, nella visibilità, nell'enfasi che viene data a questo annuncio? Ma io direi che c'è una parte di questa componente, però in realtà la nuova, chiamiamola così, la nuova fase di sviluppo della fusione inerziale inizia già da qualche anno, prima ancora che entrassimo in questa fase critica relativa all'energia che stiamo vivendo. Sono già anni che si susseguono risultati di avanzamento su tutti gli schemi di fusione nucleare. Si susseguono risultati di avanzamento che hanno portato sicuramente ad uno stadio completamente nuovo rispetto a quello al quale eravamo abituati. La grande novità è che ci sono imprese industriali, come appunto diceva lei, che stanno investendo somme importanti nelle tecnologie da fusione. Quindi diciamo che è vero che siamo ancora di fronte alla prova di principio e che la strada da percorrere è ancora lunga, però è anche vero che siamo entrati in una fase nuova, per cui è probabile che i tempi che abbiamo di fronte possano accorciarsi in modo significativo, proprio perché c'è ormai un effetto collettivo di tanti sviluppi che convergono verso un unico obiettivo, con in più il fatto che sta già diventando un'impresa industriale. E questo riguarda tutti gli schemi, perché secondo me è importante confermare il fatto che la fusione è un obiettivo difficile e che tutti gli schemi vanno perseguiti. Ovviamente ci sono dei limiti alle risorse che possiamo mettere, ma non ci possiamo permettere allo stato attuale, questo è quello che la comunità scientifica ha sempre detto, non ci possiamo permettere di fare, come si dice in inglese, una down selection adesso, perché non sappiamo ancora quale di questi schemi potrà effettivamente essere sfruttabile a livello industriale. Quindi quando lei parla di schemi, Leonida Gizzi sta parlando appunto di quelli che io ho chiamato diversi approcci, come per esempio un approccio complementare a questo. Anzi, approfitto per chiedere, anche sulla base degli stimoli che ci arrivano dalle nostre ascoltatrici e dai nostri ascoltatori, quanto diversi sono appunto questi due schemi, il confinamento appunto inerziale degli Stati Uniti, che ha ottenuto questo risultato, e invece le tecniche di confinamento magnetico su cui sta lavorando questo grande consorzio, appunto lo ricordiamo, di cui fanno parte gli Stati Uniti, ma anche il Giappone, la Cina, oltre che l'Unione Europea, con la costruzione di ITER appunto a Cadarache in Francia. Quanto questi risultati che sono stati raggiunti verosimilmente negli Stati Uniti possono anche essere utili per l'avanzamento di quell'altro schema, quello che sta perseguendo ITER? Allora, questa è una domanda importantissima, perché secondo me aiuta anche a superare una certa contrapposizione che si potrebbe creare rispetto a questi possibili schemi. Esiste nello sviluppo della fusione inerziale esiste uno schema, una parte che riguarda lo sviluppo del processo che porta alla fusione, e poi riguarda una parte che guarda a come si sfrutta l'energia da fusione, che, ripeto, in questi schemi viene prodotta da neutroni. Quindi entrambi gli schemi producono flussi di neutroni e l'impianto, il futuro reattore, dovrà essere in grado di convertire l'energia di questi neutroni in calore per poi azionare delle turbine. Quindi c'è
c'è una zona di sovrapposizione comunque tra tutti gli schemi, che è quella che riguarda lo sfruttamento di tutti gli schemi che producono energia da neutroni con neutroni, che è comune a tutti gli schemi, quindi bisogna sfruttare queste energie. E quindi chiaramente se io ho una fonte, uno schema che funziona per produrre flussi di neutroni intensi, come in questo caso quello che sta succedendo a NITS, posso usarla per studiare questa seconda parte, per come sfruttare i neutroni. Quindi c'è una enorme sinergia tra questi schemi, vanno intesi come allo stato attuale assolutamente complementari, quindi non c'è una vera e propria competizione. Sono schemi che partono da principi diversi ma che hanno lo stesso obiettivo, e che a un certo punto le strade si uniscono e proseguono insieme e richiedono tecnologie molto simili. Una tecnologia molto diversa tra le due, per esempio, è che una sfrutta i laser, l'altra sfrutta i campi magnetici. Le dimensioni della zona di plasma sono estremamente diverse. Nel caso della fusione inerziale è una pallina di dimensioni millimetriche, nel caso della fusione può essere di metri o decine di metri o anche più grande. Quindi le condizioni di plasma stesse, in un caso sono plasmi ad altissima densità e ad alta temperatura, mentre nell'altro caso sono plasmi, nel caso dei tokamak, la fusione magnetica, sono plasmi a bassa densità e temperature molto più alte. Quindi sono condizioni abbastanza diverse, però alla fine si raggiunge la condizione di fusione che produce flussi di neutroni. Questi neutroni vanno sfruttati per azionare le turbine e lì c'è un terreno, sicuramente un terreno comune, ma ce ne sono anche altri sicuramente. Allora, Leonida Gizzi, prima di salutarla le devo chiedere almeno una questione che è sollevata da diverse ascoltatrici e ascoltatori, che ha a che fare con, diciamo, i materiali di partenza di queste tecniche di fusione e se è vero che non ci sarà produzione di scorie una volta che saremo arrivati a una reazione sostenuta e poi allo sviluppo industriale. Cioè è una questione molto sentita, diciamo, l'uso in qualche maniera delle risorse e l'eventuale impatto che questo tipo di reazioni di fusione possono avere. Allora, le reazioni di fusione, a differenza delle reazioni da fissione che partono da materiali, da elementi pesanti, le reazioni di fusione utilizzano elementi leggeri. Nel caso particolare utilizziamo idrogeno, quindi è un elemento assolutamente molto comune. Usiamo in particolare degli isotopi di idrogeno perché con gli isotopi dell'idrogeno le reazioni di fusione sono più facili da ottenere, mentre con l'idrogeno, che è quello che le stelle usano, per esempio, le reazioni di fusione nei laboratori sono estremamente difficili. E quindi i materiali sono assolutamente comuni e non creano questioni di tipo strategico o di tipo di militare come possono creare i materiali usati per la fusione. Per quanto riguarda le scorie, non c'è produzione di scorie perché non c'è un prodotto. La produzione della fusione è elio, è il gas che noi conosciamo tutti, che si mette dentro i palloncini, per intenderci, quindi è un gas assolutamente inerte. C'è un minimo problema legato al fatto che il contenitore, che è soggetto a questi flussi di neutroni intensi, tende ad attivarsi, si dice, a livello nucleare, però questo è un problema che riguarda la struttura in sé e che deve essere ridotto, che viene ridotto utilizzando materiali soggetti a minor grado di attivazione, ma non c'è una produzione di materiale di scorie o di materiale da stoccare per anni come è successo, come succede ancora attualmente con le centrali a fissione nucleare. L'ultimissima cosa che le chiedo, perché lei ha citato prima appunto parlava di appunto del fatto che non servono, cioè che diciamo si parte da acqua, si può partire dall'acqua, però citava per appunto ottenere gli elementi necessari, ma ha citato anche il litio, che sappiamo adesso con la produzione soprattutto di batterie elettriche al centro di grandi interessi. Questo potenzialmente potrebbe essere un problema in prospettiva? Sì, ma diciamo no, perché le quantità in gioco sono sicuramente, è chiaro, se si dovesse partire con una produzione in massa di reattori a fusione potrebbe essere un problema nel lontano futuro, però adesso parliamo di quantità tutto sommato minime rispetto a quelle che effettivamente si pensa di utilizzare per le batterie, per gli autoveicoli per esempio, che invece richiedono una quantità massiccia di litio, quindi non è un problema di approvvigionamento relativo nello specifico relativo all'utilizzo del litio per i reattori, quindi non è un uso intensivo come quello delle batterie.
Leonida Gizzi, la ringraziamo davvero molto per averci aiutato a capire meglio appunto i termini della questione. Naturalmente seguiremo oggi alle 16, trovate anche il link sui nostri profili su Twitter e Facebook per seguire, se siete interessati, lo streaming di questa conferenza stampa prevista appunto alle 4 ore italiana. Ringrazio davvero Leonida Gizzi, dirigente di ricerca responsabile della sede di Pisa all'Istituto Nazionale di Ottica del CNR. Naturalmente torneremo a parlare di fusione nucleare.